Dottore. 168 ricoverati per Covid negli ospedali della Marca e l'ULSS 2 si prepara a riorganizzare gli ospedali. Alcuni reparti sono già in sofferenza. L'appello dell'ULSS: vaccinatevi e consigliata la mascherina nei luoghi affollati e chiusi. Tragedia a Revine Lago, 85enne muore dopo essere caduto da un albero di cachi. A trovare il corpo dell'anziano e lanciare l'allarme un passante. 60enne travolto da un'auto nel pomeriggio a Zero Branco. Il dramma vicino ad un centro commerciale. A travolgerlo un 55enne che si è fermato subito dopo. L'uomo grave in ospedale. Salvo cambi dell'ultima ora, in seguito all'autopsia di domani si svolgeranno martedì alle 11 nella chiesa a Padova i funerali di Giulia Cecchettini. Intanto sempre domani Filippo Turetta vedrà in carcere il PM. Prof delle medie minacciata in piazza a Badoere da alcuni giovanissimi studenti per la nota assegnata a uno di loro. La regione: inaccettabile, in questi casi la sospensione non serve, sì ai lavori utili per la scuola. Fermato dalla polizia a Treviso in sella ad una bici rubata da 2.500 euro, nei guai un 15enne kosovaro già denunciato in passato per furto. Spettro occupazione all'Electrolux, l'azienda conferma i 3.000 esuberi in tutta Italia. Vertice stamane a Quarto d'Altino, i sindacati chiedono più certezze, nuovo incontro a gennaio. Città europea dello sport 2025, Mogliano Veneto vince sulle avversarie, allestiti i primi cartelli stradali con le insegne in vista dell'appuntamento. Ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. 168 ricoverati per Covid negli ospedali della Marca e l'ULSS 2 si prepara alla riorganizzazione dei reparti. Alcuni, come l'area medica, sono già in sofferenza. L'appello del direttore generale Benazzi alla vaccinazione. Siamo a 168 ricoveri Covid, di cui oltre 70 a Treviso. Abbiamo 3 persone in terapia intensiva e abbiamo 8 persone in semi-intensiva. Quindi diciamo che sta un po' aumentando e questo porta ovviamente a dover cominciare a ragionare come riorganizzare l'ospedale se questa situazione va avanti. Il Covid rialza la testa e, quel che è più preoccupante, i contagiati tornano a riempire gli ospedali. Nella Marca l'ULSS 2 è già pronta ad una riorganizzazione dei reparti, soprattutto quelli come l'area medica, che stanno andando in sofferenza. Noi ci auguriamo che la gente si vaccini per il Covid, perché questo ci aiuta a evitare di avere l'area medica purtroppo che ha dei problemi legati ovviamente al fatto di isolare i pazienti. Non c'è ancora allarme, ma, continua il direttore generale, il problema c'è e va affrontato. Va affrontato vaccinando, perché è l'unica strada, mi dispiace per i Novax, ma questa è l'unica strada per poter dare delle risposte ed evitare che le persone arrivino con situazioni ovviamente difficili dal punto di vista respiratorio all'interno delle aree mediche. L'appello è rivolto soprattutto agli anziani e alle persone fragili, ma da oggi la Regione Veneto ha aperto alla popolazione generale il vaccino anti-Covid, che può essere somministrato anche assieme all'anti-influenzale. Noi apriremo qua a giorni ulteriori vaccinazioni, dando proprio numeri importanti. Adesso speriamo che la gente arrivi. E soprattutto per proteggere i fragili ricompare anche il consiglio ad utilizzare le mascherine, oltre che nelle strutture sanitarie, anche nelle situazioni di maggior affollamento al chiuso. La mascherina all'interno dei presidi ospedalieri, delle RSA, di luoghi chiusi è chiaro che ci deve essere. E se qualcuno va al cinema, se ritiene di proteggersi, forse è il caso che utilizzi la mascherina. Tragedia a Revine Lago, un 85enne è morto dopo essere caduto da un albero di cachi. A trovare il corpo dell'anziano un passante. Era salito probabilmente su un albero da frutto, un caco, quando è precipitato al suolo. Un volo di circa 6 metri che non ha lasciato scampo a Giovanni da Ponte, 85 anni. Il gravissimo incidente è avvenuto in serata in un terreno privato in via San Francesco, non molto distante dal centro di Revine Lago. A trovare il corpo del pensionato è stato un cittadino di passaggio che ha subito dato l'allarme. Sul posto sono giunti i sanitari del SUEM 118 e i carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto.
Gli accertamenti avrebbero evidenziato che il decesso era avvenuto verosimilmente a seguito di politraumi da caduta da una scala posizionata vicino all'albero da frutto, sulla quale la vittima era salito fino all'altezza di 6 metri per raccogliere frutti. La salma, portata all'obitorio dell'ospedale di Vittorio Veneto, è stata messa a disposizione dei familiari, subito avvertiti della tragedia. E dramma sulla Noalese, grave un 60enne investito da un'auto condotta da un uomo di 55 anni mentre pare il 60enne stesse attraversando la strada. L'accaduto è avvenuto a Zero Branco, all'altezza del centro commerciale Zero Center. Il conducente dell'auto subito dopo l'impatto si è fermato per prestare soccorso al pedone. Sul posto i sanitari del 118 e di carabinieri. Trasportato d'urgenza all'ospedale Cafoncello, il 60enne dovrebbe aver riportato un trauma cranico. Ancora in corso di accertamento la dinamica dell'incidente. L'addio a Giulia Cecchettin. La famiglia ha deciso, al termine di un incontro a Saonara con il sindaco Michela Lazzaro ed il parroco Don Francesco Monetti. I funerali si terranno martedì 5 dicembre alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova. Domani intanto sul corpo del giovane sarà eseguita l'autopsia. La famiglia Cecchettin ha deciso. Si terrà martedì 5 dicembre alle 11 nella Basilica di Santa Giustina a Padova l'addio a Giulia. La data dopo un incontro tra Papagino, il parroco di Saonara Don Francesco Monetti e il sindaco Michela Lazzaro. Tutto questo a meno che non siano necessari ulteriori approfondimenti dopo l'autopsia sul corpo di Giulia che sarà eseguita domani mattina nell'Istituto di Medicina Legale a Padova. Grande l'affetto che si è stretto in questi giorni attorno alla famiglia Cecchettin, migliaia le persone attese nella città del Santo, che in Prato della Valle si prepara ad accogliere quanti non troveranno posto nella grande basilica con l'allestimento di maxi schermi, raccogliendo l'invito lanciato dal sindaco di Vigonovo, il paese dove vive la famiglia di Giulia. E invitiamo tutti davvero a non mancare, a portare il calore e la propria presenza e testimonianza a Padova, nella Basilica di Santa Giustina, perché lì saranno celebrati i funerali e sarà un modo proprio in un posto adatto e accogliente com'è la Basilica di Santa Giustina e l'area del Prato della Valle per poter dare tutti insieme l'ultimo saluto a Giulia. Al termine del funerale solenne nel pomeriggio intorno alle 14:30 è previsto un momento di preghiera nella chiesa di Saonara, dopodiché Giulia potrà riposare nel cimitero del paese accanto a mamma Monica. Intanto proseguono le indagini. Per un paio d'ore in Procura Venezia oggi si sono incontrate le parti, i legali di Filippo Turetta e gli avvocati della famiglia Cecchettin. Il PM Andrea Petroni, che domani tornerà a interrogare Filippo Turetta in carcere a Verona, ha affidato l'incarico per l'autopsia al medico legale Guido Viel. Per la famiglia Cecchettin, consulente di parte Stefano Del Rico. Un esame fondamentale per capire l'ora della morte di Giulia, il numero di coltellate ricevute, quali e quante lame abbia usato Filippo Turetta, se Giulia sia stata anche picchiata e se Filippo abbia inferito su di lei ancora in vita. Si continua a cercare di fare luce sul rapporto tra Giulia e Filippo. Emergono infatti nuovi messaggi che Filippo avrebbe inviato a Giulia in cui la invitava a passare il suo tempo con lui, non con le amiche, atti persecutori secondo i legali della famiglia Cecchettin che stanno preparando un fascicolo. Insegnante accerchiata e minacciata da un gruppo di giovani perché aveva messo una nota ad un alunno. Il fatto è avvenuto nella scuola media di Morgano di Badoere. L'assessore regionale Donazzan no alla sospensione, sì ai lavori socialmente utili. I fatti di Badoere sono gravi, come è grave tutte le volte che accade di insultare, di sentire le offese, le minacce ai danni dei docenti. Il docente è l'istituzione. Non usa mezzi termini l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan commentando il grave fatto che è coinvolto un insegnante della scuola media di Badoere. A scatenare la reazione di un gruppetto di giovanissimi la nota messa ad un alunno. Al termine della lezione la docente è stata accerchiata dai ragazzini cappeggiati proprio dal giovane redarguito. Parole gravi come non ti devi più permettere altrimenti te la faremo pagare. Mettiamoci in testa, lo dico anche ai genitori e agli educatori, che noi non possiamo accettare che i ragazzi facciano atti di ribellione, non vi è alcuna ragione.
E quello che è accaduto a questi insegnanti, io non entro nel merito, non conosco le ragioni, non ve ne sono quando si aggredisce una persona, mai, meno che mai quando questo è un docente. La solidarietà dell'assessore Donazzana e della Regione all'insegnante vittima di questa aggressione. Per ora non sono state presentate querele alle forze dell'ordine, ma sia l'amministrazione comunale di Morgano sia la scuola vogliono andare in fondo a questa vicenda. Interroghiamoci ancora una volta sul modello educativo che stiamo offrendo. Peraltro, no alle sospensioni, devono venire a scuola a fare lavori socialmente utili davanti ai loro colleghi studenti, perché chi sbaglia deve pagare. Ed ancora cronaca, fermato da una volante della polizia in sella ad una bicicletta rubata da 2.500 euro. Nei guai un quindicenne kosovaro già in passato denunciato per furto. Stava transitando nei pressi dell'autostazione Mom quando è stato notato da una volante della polizia. Il giovanissimo, 15 anni di origini kosovare, era in sella ad una bicicletta. Il ragazzino è stato fermato per un controllo e la due ruote da donna è risultata avere un valore di 2.500 euro, ma soprattutto era stata rubata da un garage condominiale i primi giorni di novembre. Il minorenne ha prima tentato una giustificazione dicendo che la bicicletta gli era stata prestata, un'affermazione che però non ha trovato alcun riscontro, così il quindicenne è stato denunciato per ricettazione. La bici è stata invece restituita alla proprietaria, che è rimasta sorpresa e felice di averla ritrovata. Fra l'altro il quindicenne era stato fermato sempre per un controllo in piazza Martiri di Belfiore. Faceva parte di un gruppetto di ragazzini che stavano disturbando tanto che i cittadini avevano allertato la polizia. In quell'occasione era stata trovata addosso ad un minorenne una pistola giocattolo. 3 orologi Rolex contraffatti sono stati sequestrati dall'Agenzia delle Dogane dei Monopoli e dalla Guardia di Finanza durante un controllo effettuato all'aeroporto Canova di Treviso. Gli orologi, uno da uomo e 2 da donna, con tanto di custodia e certificati di garanzia anch'essi falsi, sono stati scoperti nel bagaglio di un cittadino slovacco di rientro da una breve vacanza in Albania. L'uomo, in un mercato rionale di Tirana, li aveva acquistati per regalarli ad alcuni suoi parenti. Oltre a sequestrare gli articoli, i doganieri finanzieri lo hanno multato con 7.000 euro di sanzione per incauto acquisto. Spettro occupazione all'Electrolux, l'azienda conferma i 3.000 esuberi in tutta Europa e la flessibilità oraria. Stamane vertice a Quarto d'Altino, i sindacati chiedono certezze. Oltre al taglio di 3.000 dipendenti, di cui una parte sarà sicuramente in Italia, di diretti e indiretti, vuol dire impiegati prevalentemente e operai per come l'hanno spesa, oltre a questo chiedono anche maggiori flessibilità e interventi sugli orari di lavoro. Era stato annunciato come un incontro con un ordine del giorno da far tremare i polsi e gli esiti si sono rivelati tali. La direzione di Gruppo Electrolux ha incontrato le segreterie nazionali di FIM, FIOM e WILM e una delegazione di rappresentanti dei lavoratori di tutti gli stabilimenti d'Italia. Sul tavolo le decisioni dell'azienda a seguito dell'andamento delle vendite e delle produzioni in calo rispetto alle previsioni. L'azienda non ha dato i numeri né per l'Italia e quindi tantomeno neanche per i singoli stabilimenti, ma ha annunciato che il taglio di costi che vorrebbe raggiungere nell'arco, non si è capito se di 2 o 3 anni, sarebbe di 800 milioni di euro. Per il 2024 è previsto un calo sulla produzione di frigoriferi, 608.000 a fronte dei 750.000 annunciati, un dato deludente che preoccupa i sindacati che chiedono certezze all'azienda. Dalle questioni di Solaro sui nuovi investimenti e le nuove linee al mancato inserimento dei cadenziatori all'Eletro di Susegana, le lamentele di Forlì sulle malattie professionali, ma sono temi in verità che trasversalmente toccano tutti gli stabilimenti. E per avere certezza delle misure per i singoli stabilimenti, compreso quello di Susegana, si dovrà quindi aspettare il 18 gennaio 2024, quando sarà previsto il prossimo incontro. La questione casa a Treviso: infiamma il Consiglio Comunale oggi pomeriggio a Palazzo dei 300, blitz dei centri sociali e camminantes che hanno inscenato una protesta con striscioni e cartelli contro i tagli all'edilizia residenziale pubblica e la politica degli sfratti e delle vendite di alloggi messa in atto da Ater. Critiche anche da parte delle opposizioni, ma gli sfratti, in particolare l'ultimo caso relativo ad una donna con 4 figli minori, stanno mettendo ai ferri curti
anche l'amministrazione comunale Ater con il sindaco Conte, che ha bollato come inaccettabile quello sfratto, e l'ente presieduto da Mauro D'Alzilio che replica: le norme ci sono e vanno rispettate, ci vuole rispetto nei confronti di tutti quegli inquilini che regolarmente pagano l'affitto. Riduzione di presidi e dirigenti scolastici. Il taglio deciso dalla Regione del Veneto solleva la proposta dell'opposizione. Grave errore per il PD, efficientamento del sistema per l'assessore Donazzan. La riduzione di 32 autonomie nel Veneto non è poco. Questo significa diminuire in prospettiva il numero di docenti, il numero di dirigenti, quindi l'organizzazione scolastica e quindi la rete scolastica, e quindi diminuire l'offerta formativa. Il segretario regionale del PD Andrea Martella bolla come un errore il nuovo dimensionamento della rete scolastica deliberato dalla Giunta di Palazzo Balbi per il 2024-2025. 560 le cosiddette autonomie, in sostanza presidi e dirigenti, a fronte delle 592 figure attuali, e negli anni successivi la riduzione proseguirà. Per l'assessore regionale all'istruzione Elena Donazzan non una penalizzazione ma un efficientamento dell'offerta formativa, grazie a un lavoro partito da lontano di aggregazioni da una parte e tutela delle realtà più isolate dall'altra. Il dimensionamento quest'anno è rigoroso, è più rigoroso perché deriva da un obbligo del PNRR. Però che cosa ha ottenuto il Veneto? Di avere in parte la capacità di essere autonomo, cioè di decidere dove e come. Non per numero di studenti, minimo o massimo, ma con una questione legata a un equilibrio territoriale. Garanzie che non bastano al Partito Democratico, con il segretario Martella convinto che il rischio concreto sia quello di diminuire l'offerta formativa lì dove ce n'è più bisogno. Diminuirla soprattutto nei luoghi, nelle aree di montagna, laddove c'è il rischio di far venire meno un servizio fondamentale come quello scolastico. Per cui anche chiamare in causa il PNRR per dire che questa riforma è stata fatta, perché il PNRR è abbastanza debole come ragionamento. Il PNRR dice che va aumentata l'offerta scolastica, non diminuita, e questo è un percorso di risparmio che questo governo sta facendo e che io penso finirà ad avere un effetto negativo sul Veneto. Per Donazzan invece una scelta precisa e di autonomia. Abbiamo detto al governo e al ministero: non fateci chiudere le scuole restano aperte, anche se in un territorio ci dovesse essere la richiesta di una pluriclasse di soli 5 bambini, noi siamo per difenderla, e allora dobbiamo razionalizzare nei presidi, nei dirigenti scolastici. È stato un dimensionamento che è equilibrato perché noi i compiti li avevamo fatti ancora nel 2010-2011. Accreditato all'ospedale di Treviso il nuovo centro di trapianto allogenico di midollo osseo e cellule staminali emopoietiche. Da gennaio i primi trapianti ne verranno effettuati tra i 30 e i 40 all'anno, consentendo ai malati di leucemie, linfomi e mielomi di essere curati vicino a casa. Ecco le 4 speciali stanze ad ambiente protetto dove verranno accolti i pazienti con gravi patologie ematologiche sottoposti a trapianto allogenico di midollo osseo. Il nuovo centro dell'ospedale Cafoncello ha ottenuto l'accreditamento ed effettuerà a gennaio i primi interventi, ma già da oggi una trentina di persone trapiantate altrove sono state prese in carico dalla nuova struttura. Un traguardo importante che porta al Cafoncello l'unico centro accreditato al trapianto di midollo nelle province di Treviso e Belluno, offrendo ai malati di queste 2 province un percorso completo vicino a casa. La possibilità di poter accedere alla procedura che può essere salvavita nella maggior parte dei pazienti, e che a tutt'oggi invece imponeva al paziente di muoversi, al paziente e alle famiglie di muoversi, di andare presso centri
qualificati ma lontani. 25 i pazienti che nel 2022 sono dovuti andare in altri ospedali, soprattutto quello di Udine, per essere trapiantati e seguiti dopo l'intervento. Ora potranno farlo a Treviso con un'equipe altamente specializzata grazie ad un team di 4 medici e 14 infermieri. C'è stato un grosso investimento della regione e di questa azienda perché è stato creato dal nuovo un reparto che ha 8 posti letto, di cui 4 dedicati al trapianto. Questo significa un'area particolarmente filtrata con flussi laminari, pressioni positive che permettono a questi pazienti estremamente compromessi di poter sopravvivere al trapianto stesso e quindi di poter riprendere una vita normale. Nel centro si prevede verranno eseguiti tra i 30 e i 40 trapianti l'anno. Importante la collaborazione con il professor Damiano Rondelli, direttore dell'ematologia dell'Università dell'Illinois di Chicago, luminare in questi trapianti. È una disciplina che cambia molto rapidamente con nuovi farmaci, con nuove scoperte, e quindi avere un centro che fa questo pone tutto l'ospedale, non solamente l'ematologia ma anche tutti i servizi di supporto specialistici legati alle complicazioni del trapianto a un livello che deve essere appunto un livello alto a livello internazionale di risultati di nuovi farmaci, di sperimentazioni, di trial clinici che spero si possano iniziare anche a Treviso. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità, tra poco. Eccoci nuovamente in diretta. Mogliano Veneto sarà la città europea dello sport nel 2025. Sono in questo momento in fase di installazione in tutti gli accessi della nostra città questi cartelli. Abbiamo appunto voluto specificare che Mogliano Veneto è città europea dello sport 2025. È ufficiale, Mogliano sarà la capitale dello sport 2025 e a dirlo saranno anche i cartelli stradali all'entrata della città. A decretare la vincita la commissione Access Europa Onlus, che dal 2001 consegna l'ambito premio, arrivata a inizio settembre per svolgere i loro sopralluoghi e conoscere le realtà sportive del territorio. Abbiamo fatto conoscere alla Commissione le varie realtà sportive, ma anche la realtà moglianese, che è una realtà fatta anche di sport inclusivo, fatta di sport, di volontariato, di tante famiglie. Una nomina che porterà in alto la città di Mogliano, già molto attiva sul versante sportivo grazie anche ai tanti volontari delle associazioni che popolano il paese e a cui va la dedica del sindaco. La vincita, nel concreto, permetterà di ampliare l'offerta sportiva della città. Significa poter riuscire ad entrare in quelle che sono le nuove linee di accesso al credito europee per quanto riguarda l'implementazione e il miglioramento di quelle che sono le impiantistiche sportive del territorio. Si attende dunque il 2025. Sarà un anno sportivo a 360 gradi, dal 1 gennaio al 31 dicembre saranno organizzati nuovi eventi, tutti i calendari delle attività sportive, delle discipline e delle associazioni sportive del territorio saranno inserite dentro quelli che sono i calendari di Access e ci sarà comunque uno sforzo da mettere in campo per l'amministrazione per sostenere ancora di più quelle che sono le attività sportive per quell'anno. Lo sport rugby, momento positivo per il Benetton che sabato ospiterà gli Ospreys, squadra gallese diretta rivale per un posto nei play-off. È un Benetton in ottima salute, quello che si appresta ad affrontare il 7° turno dello United Rugby Championship, lo URC, che vedrà i Leoni in campo al Monigo sabato alle 20:35 contro gli Ospreys, formazione gallese al 9° posto in classifica e quindi al momento fuori dai playoff, 15 punti, 3 in meno del Benetton, che è quarto in coabitazione con altre 4 squadre. Un Benetton dunque che viaggia sulle ali dell'entusiasmo. Tra i protagonisti dell'ultimo successo a Edimburgo anche Riccardo Favretto, trevigiano doc, seconda linea di 2 metri al debutto stagionale rientrando da un infortunio. Rispetto secondo me alla scorsa stagione stiamo trovando un po' quella forza che c'era mancata, complice sicuramente il tipo di allenamenti che facciamo, molto endurance se così si può dire, che ci permettono appunto di rimanere lucidi anche negli ultimi 20 minuti della partita. Un Benetton che, vista la classifica, è presente nei primi posti di molte statistiche. Ad esempio Mendy è il giocatore che nell'ultimo turno ha fatto più metri palla in mano, 116, mentre la squadra è prima per palloni rubati all'avversario, ben 50.
Gli ultimi 20 minuti possono cambiare una partita data per vinta o per persa. Ospreys, a differenza di Edimburgo e di Glasgow, sono una squadra molto più quadrata, loro verranno ad attaccarci, sono una squadra molto valida. Dobbiamo, secondo me, rimanere anche noi molto quadrati e soprattutto rimanere sul pezzo per tutti gli 80 minuti. Dunque ci si attende un Monigo ancora tutto esaurito per sabato sera, prima dei 2 turni di Challenge Cup, la Coppa Europa, che ha visto i trevigiani conquistare una storica semifinale l'anno scorso. Ora le notizie da Belluno e provincia. Per 20 settimane all'anno i dipendenti degli stabilimenti Luxottica lavoreranno 4 giorni, restando liberi dal venerdì alla domenica, mentre per tutte le altre settimane si manterranno i 5 giorni lavorativi. È l'accordo sperimentale sottoscritto da Filcem, CGIL, FEMCA, CISL e Wiltec Will e le RSU nell'ambito del contratto integrativo aziendale. Coinvolge tutti i lavoratori degli stabilimenti di Agordo, Sedico, Cenceniga Gordino, Pederobba, Lauriano e Rovereto per circa 20.000 dipendenti, questo a parità di salario. La sperimentazione sarà avviata su base volontaria in alcuni reparti e costantemente monitorata. E torniamo ora a parlare di lupi. I numeri sono variabili quando si parla appunto di lupi, ma possono fare la differenza. In Alpago se ne parla da molto e quelli presenti potrebbero essere troppi. Tempo da lupi in tutti i sensi. Di lupi se ne parla in particolar modo in Alpago, dove oggi nevicava e dove ci sono 70 allevatori di pecore. Nuove preoccupazioni ormai da 4 anni, perché in 4 anni e mezzo in Alpago i lupi hanno predato 750 pecore, che sono i nostri animali affettivi che da secoli pascolano i nostri territori e modellano i nostri prati. Quindi c'è una grande preoccupazione perché ormai i contadini terranno il prossimo anno le pecore in stalla, creando un danno grandissimo per il territorio della Conca dell'Alpago. Le predazioni si ripetono, tanto da scoraggiare dall'allevare pecore. Vedi il caso del Dolada che dopo aver perso i suoi agnelli di razza Alpago ha deciso di smetterne la produzione, cancellando la carne dai propri menù. La preoccupazione è molta e si denuncia la mancanza di risposte, nonostante dal territorio le richieste di aiuto siano state più volte sollevate. L'altro giorno in un paese, in una frazione del mio paese, Funes, sono stati visti 12 lupi da un professionista alle ore 9 di sera. Erano 12 lupi che ululavano, li vedi a Tambre, li vedi a San Martino, a Chiesa, a mezzogiorno, alla sera, quindi c'è preoccupazione per la gente perché dobbiamo mettere in sicurezza anche gli abitanti del territorio della Conca dell'Alpago. Il surriscaldamento di una canna a fumare ha causato l'incendio di un'abitazione a Servo di Sovramonte, il Rogo, questa mattina attorno alle 7:30, a pochi passi dalla piazza e dal municipio del paese. Danni ingenti, ma fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme hanno distrutto una parte del tetto della casa ed è stata la famiglia che lì vive a dare l'allarme ai vigili del fuoco, i quali, dopo aver domato l'incendio, hanno realizzato una copertura di emergenza in attesa dell'intervento risolutivo. Operativo da un paio di settimane, è stato testato questa mattina, l'avete visto già nelle immagini prima nel servizio sull'Alpago, il piano neve 2023-2024 del Comune di Belluno, un investimento da 400.000 euro per rispondere con puntualità alle richieste e necessità del territorio comunale. 300 km di strade, 2 zone, destra e sinistra Piave, 23 subaree assegnate a 16 ditte da oggi sull'Attenti per lo sgombero della neve, un budget a bilancio di 400.000 euro per coprire le stagioni invernali 2023-2024. Sono i numeri che qualificano il piano neve del Comune di Belluno, operativo già da un paio di settimane, ma che questa mattina, complice la fitta nevicata che ha imbiancato la città, è stato testato in ognuna delle aree in cui è stato suddiviso il capoluogo. La filosofia è di arrivare più puntualmente sulle cose, sulle difficoltà che ci sono ovviamente in una nevicata. Arrivare in tempo utile, naturalmente con i mezzi, con le strutture che abbiamo e con l'economia che abbiamo, diciamo questi 400.000 euro che abbiamo a disposizione,
tempestivamente, puntualmente sulle aree. Spazzatrici dotate di GPS consentiranno, ha detto il sindaco De Pellegrin, di sapere in ogni momento chi sta lavorando, se lo sta facendo bene e soprattutto se è partito in tempo, cioè quando la coltre nevosa arriva a 5 centimetri. Oltre alle ditte esterne, a disposizione gli operai del comune, pochi per la verità, che ad ogni buon conto saranno disponibili in emergenza e anche in orari notturni. Per lo scarico della neve sono state individuate 2 aree ad est e ad ovest della città, cioè a Marisiga e nella zona dell'aeroporto. Per il centro storico, dove è indispensabile garantire transito veicolare e pedonale, ci sarà da fare manovalanza, ha spiegato Franco Roccona, perché non sempre sarà possibile usare mezzi meccanici. Poi l'appello ai cittadini, il cui aiuto, legacy, senso civico è fondamentale. Abbiamo la necessità di avere la collaborazione di tutti, anche dei privati, di chi ha un marciapiede davanti casa, di poterlo togliere. Naturalmente, se ci sono persone anziane, se hanno necessità di fare la spesa, possono rivolgersi al nostro sportello del cittadino. Insomma, cercheremo di aiutare le persone con più difficoltà. Certamente però quelle che hanno una capacità, che non pensino che la mattina del 6 sia già tutto pulito perché devono uscire e andare in giro con la macchina. Per tutti un vademecum in distribuzione in questi giorni, poche ma efficaci regole di comportamento per limitare i disagi e magari, aggiungiamo noi, facili polemiche dietro a una tastiera. Proseguono a Belluno in tutta la provincia le iniziative organizzate per celebrare la giornata internazionale contro la violenza di genere. Sabato sera al Comunale la San Vincenzo De Paoli con il Comitato d'Intesa Belluno Donna invitano al concerto spettacolo Uniche perché diverse donne per le donne, il cui ricavato sarà devoluto al centro antiviolenza di Belluno. La serata è patrocinata dalla provincia e dal comune. Sul palco cantanti e musicisti bellunesi, all'evento partecipa anche l'associazione Libera. Volontari al servizio di una comunità sempre più fatta di anziani, ma che necessitano dei mezzi per poterlo fare. Dopo quella offerta da un istituto di credito, oggi alla Misericordia di Longarone è stata consegnata una vettura da parte di Confindustria. Da Confindustria Belluno Dolomiti una vettura attrezzata per i servizi offerti dalla Fraternita delle Misericordie di Longarone, un gesto che va nella scia di un modus operandi di cui la Presidente degli Industriali delle Terre Alte tiene moltissimo. Solidarietà è una parola molto importante, abbiamo imparato a conoscerla soprattutto dopo il Covid e personalmente la dimostrazione della solidarietà che stanno dimostrando gli imprenditori a me mi commuove. Abbiamo un fondo, quello che io chiamo appunto fondo sanità, l'abbiamo usato questi 3 anni e è un fondo che io spero di poter continuare a raccogliere perché abbiamo visto che il benessere della nostra società, della provincia di Belluno, di questi territori così difficili anche in montagna, questo volontariato è fondamentale per il benessere proprio del territorio. Della Fraternita delle Misericordie fanno parte una trentina di volontari, ma succede anche che il Tribunale le affidi giovani per i quali si fa ricorso alle misure sostitutive al carcere. I volontari sono in azione 5 giorni alla settimana per una decina di servizi al giorno che li portano da Pieve a Belluno, da Feltri a Cortina, ma che talvolta contro un piccolo rimborso li vedono arrivare a Padova, a Verona, ad Aviano. Sono principalmente servizi per anziani che devono recarsi in ospedale, ma non mancano casi particolari come alcuni bambini che ogni giorno vengono accompagnati a scuola o anziani che vengono portati a casa loro a Pasqua piuttosto che a Natale. Fondamentale l'inserimento di questa quarta vettura. In questo momento diciamo che 4 ci siamo, però già diceva il responsabile delle auto che già abbiamo una macchina da sostituire che era la più vecchia, il Ducato, che praticamente montano 3 persone più anche 2 carrozzine, perché facciamo anche 2 carrozzine in un colpo quando andiamo in casa di riposo, e quindi certamente il prossimo anno dovremo fare una richiesta di nuovo per avere l'altro mezzo. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Arrivederci. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene. Bentrovati al meteo. La perturbazione continua ad interessare diffusamente il nostro territorio. Inizio di dicembre con il maltempo. Vediamo insieme il dettaglio.
Sul Veneto avremo precipitazioni di moderata intensità con possibili rovesci che interesseranno maggiormente le zone prealpine, pedemontane e parte della pianura settentrionale. Verso fine giornata nuova estensione delle piogge su buona parte della nostra regione. Le temperature saranno in lieve aumento, minime tra 4 e 7 gradi, massime invece tra 9 e 13 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui il cielo sarà coperto con piogge in genere intense, neve solo sulle cime, sulla costa pioggia in genere abbondante. Temperature minime comprese tra 6 e 10 gradi, massime sugli 11-17 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Precipitazioni anche qui diffuse e più intense specie al pomeriggio sera. Temperature minime intorno ai 3-4 gradi, massime intorno ai 10. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantarie e calzature su misura.